ed è il rifugio Dona lungo la meravigliosa Val de Dona, che io considero la porta d'accesso al maestoso Antermoia. Versione autunnale di questa bellissima valle, ed è dove vi sto portando ora con questo mio nuovo video. E Fontanazzo di Sotto è una piccola frazione, un piccolo centro abitato che si trova lungo la Val di Fassa, tra i centri abitati di Campitello di Fassa e di Campestrin, ed è proprio da Fontanazzo di Sotto che il sentiero 577 prende così vita all'interno di questi meravigliosi boschi in direzione della Val de Dona, la lunga salita in direzione della Val de Dona. E con questa prima panoramica che guarda verso il Sella, già ben illuminato dal sole, e questo via vai di elicotteri, proseguo il mio cammino. Un via vai di elicotteri ovviamente ad uso lavorativo, fervono già i preparativi per la stagione invernale, quindi anche nei scorsi giorni, nelle scorse settimane, lungo i sentieri, soprattutto in quei territori in cui durante l'inverno sono territori adibiti anche allo sport invernale, c'è fermento, c'è movimento di uomini, di operai, si lavora, si inizia già a pensare ovviamente alla stagione invernale, quindi un via vai di elicotteri che magari nel sottofondo si sentono in maniera continuativa, però d'altronde è una giornata anche feriale questa, è un giorno lavorativo, per cui io sono in vacanza mentre loro giustamente stanno lavorando per i giusti propositi. Ed è una decina di minuti per arrivare a questo bar, a questo ristoro, la Barcia Veia, ovviamente chiusa in questo periodo. E arrivato a questo punto esco definitivamente dalla penombra, dall'ombra delle vette che stanno nel versante a est lungo la Val di Fassa, per entrare in un nuovo contesto dove ovviamente il sole finalmente inizia a illuminare i miei sentieri, a dar luce al mio cammino. Ed ecco che finalmente, con il calore, il tepore di questo meraviglioso sole autunnale, mi libero di qualche capo un po' più pesante che mi ha garantito di rimanere ben al caldo nelle prime ore del mattino. Ora proseguo, lascio la baita in direzione della nostra piccola ma meravigliosa valle. Ed ecco che arrivo su questa strada forestale, mi congiungo su questa strada forestale che sarà praticamente il mio sentiero fino alla Val de Dona. Trovo questa indicazione di sentiero sempre sul 577 che, oltre che darmi indicazioni su un'oretta e mezza per il rifugio Dona,
e la valle stessa, anche 3 ore e 15 per raggiungere successivamente più a monte il rifugio Antermoia. Quindi se nella prossima estate avrete intenzione dalla Val di Fassa raggiungere direttamente il rifugio e il lago Antermoia, che sia da Campitello, che sia da Campestrin, che sia da qualsiasi altra località in questo versante più a nord della Val di Fassa, il sentiero 577, il piccolo centro abitato di Fontanazzo di Sotto, è praticamente un'idea, una via di cammino che potrete sicuramente tenere in considerazione. Giornata magnifica, indescrivibile, non c'è una nuvola in cielo, un cielo azzurro, un sole meraviglioso e speriamo che tenga così ancora per un bel po' di giorni, in modo poi da condividere tutto questo con tutti quanti voi, con la passione, con l'impegno che ci metto, ma soprattutto con quel senso di libertà che riesco di volta in volta a raccogliere all'interno di tutto questo. E arrivo a questa congiunzione di sentieri. Infatti io sono salito seguendo il 577 direttamente da Fontanazzo di Sotto, si congiunge con un altro sentiero che sale direttamente dal centro abitato di Mazzin, divenendo quindi a questo punto un'unica via di cammino. È sempre una strada forestale, ora c'è il tratto più impegnativo dell'intera salita, solo che però un po' più su, leggermente più a monte, ci sarà una deviazione che sulla destra seguiremo assieme, praticamente alleggerirà, ecco, questa pendenza, questo forte dislivello che la strada forestale stessa dà. Ma comunque sia, vedremo più avanti, nel frattempo si prosegue. Ed ecco la deviazione che vi avevo descritto poco fa, un sentiero facile, un sentiero easy che lascia temporaneamente un tratto della strada forestale interna che è molto ma molto più ripida, dà come indicazioni il bus della Giaccia e anche per il rifugio Dona e anche per il rifugio Antermoia. Si allarga leggermente rispetto alla strada forestale normale, però è un tratto molto più agevole, molto più facile, perché la strada poi ci si ricongiungerà più a monte, ma la strada in questo tratto è molto ma molto più pendente, molto più impegnativa rispetto a quello che ho già fatto fino ad ora, quindi vi consiglio questa deviazione.
e dove è presente questa bellissima Madonnina è il bus della Giaccia. Il bus è proprio una buca, è una stretta galleria che scende in profondità, da dove è possibile sentire una leggera e fredda brezza che sale praticamente all'aria aperta, a cielo aperto. Un punto un po' particolare, soprattutto d'estate quando affronterete questo sentiero, saranno giornate caldissime, fermarsi qui per 5 minuti e sentire questo tepore fresco che risale direttamente da questa stretta galleria, da questo tunnel, è di un piacere che sembra quasi di salire in macchina col clima acceso, dentro in casa proprio col climatizzatore acceso, ed è una sensazione bellissima che si sente ancora in autunno, ma d'estate io mi ricordo 2 anni fa si sentiva proprio quest'aria fredda proprio che saliva direttamente da questa buca, e niente, è un consiglio che vi do. E di tanto in tanto qualche punto di vista verso valle. Ovviamente questo è un tratto boschivo dove a fatica si riesce a guardare oltre agli alberi stessi, per cui in alcuni frangenti è possibile così avere dei punti di vista che guardano verso la Val di Fassa e i paesi che si allungano verso Pozza, verso Moena. E sono momenti che meritano di essere così durante questa stagione, essere ben vissuti, perché danno l'opportunità anche di ammirare i colori autunnali dei boschi nei versanti più lontani, e questo, con questo sole, con questa bellissima giornata, sicuramente hanno un risalto maggiore, punti di vista che hanno un risalto maggiore. E a questo punto termina il nostro tratto Easy, questo tratto che ha agevolato per buona parte questa strada interna, che però adesso prosegue, e io proseguo con lei fino al raggiungimento proprio del rifugio Dona e della Val de Dona, per cui ora come ora il punto di riferimento da seguire sempre su quello che definiamo pure un sentiero è comunque sia questa strada bianca che lentamente mi porta su in quota. E ciò che tra un po' andrà maggiormente a interessare questa mia giornata saranno le baite, saranno i fienili, queste piccole ed eterne strutture che vivono da eremiti, da perfetti eremiti a queste quote, e sarà sicuramente quello che dal mio punto di vista e per come sono fatto io uno dei punti più interessanti della valle, oltre ai panorami, oltre agli spazi che si apriranno veramente a un cielo quasi che vi sembrerà infinito. Queste piccole strutture che dal mio punto di vista raccontano una lunga storia, raccontano una storia di un'antica montagna, racchiudono a sé culture e sistemi di vita completamente diversi rispetto a questi moderni di oggi, e questo è quello che è uno dei valori che maggiormente così rispetto e adoro di quello che è l'ambiente montano in generale. Quindi le baite, le malghe, i fienili, tutte queste piccole strutture, come ripeto, sono private, che andremo un po' alla volta a scoprire man mano che risaliamo in direzione della valle, a cui non manca ancora molto.
E come ho già detto prima, si tratta di piccole proprietà private. Ovviamente bisogna sempre rispettare quella che è la casa di altri, perché non siamo in casa nostra, per cui a volte questi luoghi, queste piccole baite, magari non essendoci nessuno, vengono prese d'assalto da turisti, da escursionisti che magari ne approfittano per mangiare, per fare altre cose. Ecco, queste cose assolutamente è giusto evitarle per rispetto dei proprietari, per rispetto di questo luogo, che ripeto non è casa nostra, per cui da visitare, da guardare, da farci le dovute foto, però da rispettare sempre, essendo un qualcosa che non ci appartiene. Ultimo strappino finale di questa salita e poi apriti cielo alla Val de Dona. Alla faccia dello strappino, ma ora è tutto un altro vedere. E benvenuti assieme a me nella magnifica Val de Dona. Ed eccolo qui, a 2100 metri di altitudine, il rifugio Dona. E una volta arrivato quassù, tutto ciò che faceva parte dei rumori della civiltà, del traffico, di tutto ciò che ne consegue, spariscono del tutto. E quando dicevo che la Val de Dona è la porta principale per il massiccio dell'Antermoia, non dicevo cose a caso. Ed è un straordinario punto di vista che si allunga verso il Pian delle Gialine, per poi dare vita a questo versante dell'Antermoia, alla grande parete rocciosa del Sas de Dona. E da un punto di vista tecnico, da un punto di vista escursionistico, dal rifugio Dona si sale in circa 2 ore, 2 orette e un quarto, al rifugio Antermoia e al meraviglioso lago Antermoia.
si risale l'intera Val d'Edona per il Pian delle Gialine, per poi avere di fronte a sé tutta quella che è la maestosità e la bellezza di questo versante dell'Antermoia stesso. Poi, una volta giunti al rifugio e al lago, si prosegue eventualmente in direzione del Catinaccio, ma allora lì andiamo verso un versante molto ma molto più lontano. E il rifugio Dona è aperto unicamente durante l'estate. Durante la stagione calda offre un bellissimo alpeggio, offre anche la libertà di vedere qualche pollo, qualche gallina liberi in questo territorio a viversi il meglio di questa natura, di questa valle a queste alte quote. Quindi durante la stagione autunnale e invernale ovviamente lo trovate chiuso, ma comunque sia diviene, soprattutto adesso in autunno, prima dell'avvento della neve, ovviamente diviene una bella meta turistica, una bella meta soprattutto escursionistica da poter così raggiungere. Ovviamente panchine, tavoloni, tutto rimane fuori per l'intero anno, quindi è ovvio che ci vuole un po' di buonsenso, di educazione e di rispetto ovviamente per quello che troviamo e che la gente stessa, soprattutto i custodi, in fiducia di altri lasciano comunque sia al di fuori della stagione normale a noi escursionisti come al sottoscritto di poter mangiare qualcosa a sacco in tutta tranquillità. Non manca neanche l'acqua, visto il suo bel torrente che scorre lungo la Val d'Edona, che scende direttamente dai versanti maggiori dell'Antermoia. E che altro dire? Ed è un susseguirsi di cambi di punti di vista, poi con tutta questa grande spalla erbosa che sta a monte del rifugio stesso a creare proprio una cornice perfetta per questa vallata così meravigliosa e straordinaria. E la Val d'Edona poi prosegue, sono circa un paio di chilometri, poco più di lunghezza, per giungere poi su quel sentiero che innalza in quota in direzione del rifugio Antermoia, del suo meraviglioso lago omonimo. Una vallata questa che adesso si forma, come potete vedere, a cielo aperto, nessun albero, non ci sono boschi, ma proprio un'apertura a questo orizzonte meraviglioso dove sono presenti diverse baite, diversi fienili, tutti come ho detto rigorosamente privati e che giustamente vogliono essere tutelati dalla loro privacy, ma comunque sia poi volendo la vallata viene poi attraversata da questo suo bellissimo sentiero di collegamento con l'Antermoia, dove è possibile comunque avvicinarsi a questi piccoli eremiti, a queste piccole case, queste piccole baite che danno proprio la dimensione della libertà assoluta. È straordinario perché a parte il piccolo torrente non c'è praticamente un rumore, nemmeno un filo di vento, il sole che scalda in maniera meravigliosa e onestamente essere alla vigilia di novembre con queste temperature è veramente, per quanto pazzesco, ma è straordinario.
E arriva così il momento di salutare questa meravigliosa valle. Riprendo il cammino in direzione di Fontanazzo di Sotto, da dove sono partito questa mattina, quindi seguendo la stessa linea di sentiero, lo stesso cammino, solo che adesso sarà una lunga discesa di poco più di 700 metri di dislivello. Che cosa poter dire di questo luogo così meraviglioso, così incantevole, un quadro naturale sicuramente indimenticabile in autunno, una meraviglia durante l'estate, perché ovviamente lo scenario è completamente diverso, il rifugio è aperto, cosa non da poco, ma comunque sia è stata un'immersione veramente nel silenzio, nella tranquillità, dove veramente sembra che tutto ciò che di negativo e di brutto sta accadendo un po' nel mondo in questi tempi nemmeno esista. C'è proprio una pulizia, un reset mentale che è un qualcosa di meraviglioso. Peccato tra un po' tornare alla normalità, alla quotidianità, a tutte queste cose negative che al mondo stanno accadendo, però che ci volete fare? La cosa importante è andare avanti sempre, camminare senza mai fermarsi e guardare con occhi sempre attenti tutto ciò che ci sta attorno, perché a volte forse nemmeno ce ne rendiamo conto. E a lui ora non aspetta che un lunghissimo inverno. Qui durante la stagione bianca di neve ne cade parecchia. Sarebbe sicuramente una bella curiosità, una bella soddisfazione riuscire a salire quassù anche durante questa nuova stagione che un po' alla volta si sta avvicinando. Mai dire mai, vediamo cosa riusciremo a fare, vedrò cosa riuscirò e come riuscirò a organizzarmi magari per salire qua su d'inverno. Ma comunque sia, indipendentemente da questo, a lui aspettano mesi e mesi di assoluta solitudine, proprio come un eterno eremita, per poi con la primavera e gli inizi di giugno iniziare un po' alla volta ad aprire porte e balconi ed accogliere quindi per la nuova stagione estiva, molto più avanti ovviamente, tutto ciò che poi ne contiene il fascino e la meraviglia di questo luogo, per l'escursionismo di stagione e per Mister Antermoia, che in questo momento è un po' coperto dalle nuvole, ma che comunque sia è parte di questa cornice così meravigliosa, di questo luogo così meraviglioso, di questo rifugio così meraviglioso. Io ci ho pranzato una volta qualche anno fa, accoglienza e ospitalità meravigliosa, e poi cosa dire, il resto la natura fa da sé e ci pensa lei. Ed ora, con la complicità del sole che illumina di luce e di colori la Val di Fassa, un piccolo ma suggestivo punto di vista, la Regina Marmolada. Ed ora, come spesso accade, soprattutto durante l'autunno, nella fascia pomeridiana, quando il sole gira, ovviamente, sebbene sia lo stesso cammino di stamattina, ma cambiano i colori, cambiano le sfumature, e sembra proprio che anche i panorami prendano maggior vita rispetto
a qualche ora fa, e ovviamente anche la fase di rientro, anche se viene svolta sullo stesso sentiero di salita, ovviamente riserva delle sorprese che sono veramente infinite, impossibile da quantificare proprio. Ed eccomi nuovamente al bar ristoro Barciaveia. Adesso raggiungere Fontanazzo è questione di 10 minuti, per cui posso ben definire chiusa questa mia giornata in questo bellissimo posto. Da un punto di vista tecnico, allora è una bella salitona. Da Fontanazzo di sotto salire su al rifugio Dona è una continua salita, sono poco più di 700 metri, sempre in salita, per cui una buona dose di allenamento, una buona condizione fisica. Si arriva su in circa 2 orette e mezza, 2 orette e 3/4, soste escluse, e ovviamente le tempistiche, come io amo ben definire ed essere chiaro, sono sempre individuali. Poi una volta arrivati in baita, arrivati al rifugio, avete ovviamente campo aperto per poter fare ciò che volete. Ovviamente una bellissima escursione autunnale, come una straordinaria escursione estiva, quando che il rifugio Dona è ben aperto e pronto ad accogliere chi di passaggio, chi come punto fermo qualsiasi escursionista. E cosa aggiungere di più? Diciamo che il rientro è abbastanza veloce, rientrate giù a Fontanazzo nel giro di 1 oretta e mezza, forse qualcosina in più, ma è un rientro molto veloce. Seguite ovviamente alla lettera i consigli che vi ho dato, soprattutto in quella deviazione più a monte, onde evitare il prolungamento della strada bianca, che effettivamente in quel versante lì è molto più impegnativa. E niente, la Val de Dona è la valle d'accesso, la porta d'entrata per il favoloso Antermoia, per il rifugio Antermoia, il suo meraviglioso lago. Se vi interessa questa escursione ovviamente estiva, vi posso invitare a vedere il video che ho realizzato un paio d'anni fa e dedicato proprio al rifugio e lago Antermoia, partendo da Fontanazzo, salendo per questo sentiero, attraversando la Val de Dona e poi salire in direzione del rifugio e del lago. E per vedere questo video dovrete all'interno del mio canale YouTube la playlist 2022 cercare ovviamente il periodo estivo, e vedrete la playlist 2023, no 2022, 2023. E fa così talmente tante camminate che non si ricorda neanche quando che le sta qua su, che lo troverete senza problemi, così per avere anche un'idea di com'è anche durante l'estate la valle stessa, dove siamo stati oggi con questa mia escursione, e per avere così spunti sempre diversi. Da notare che su quel video, se avrete così piacere e voglia di andarlo a vedere, poi sarà un anello che andrà a chiudersi rientrando nuovamente in Val de Dona, ma scendendo invece della Val de Dona, scendendo verso la Val d'Uron che sta nel versante opposto, quindi creando proprio un sentiero, un anello estivo meraviglioso, ma questo ovviamente è una vostra libera scelta. Alla prossima, è stato un piacere, buona montagna a tutti e l'autunno prosegue.